E siamo alla politica, il rebus nazionale scatena in Veneto ipotesi e preoccupazioni, ecco le ricette di alcuni autorevoli esponenti politici della nostra regione. Se si tornasse a votare domani, il centrodestra vincerebbe le elezioni, almeno secondo l'ultimo sondaggio SVG che dà alla coalizione Lega più PDL al 32,5% contro il 29,6% del centrosinistra. Secondo la stessa rilevazione, la metà esatta degli italiani vorrebbe tornare immediatamente alle urne. Sarebbe un errore madornale, si allarma dal Veneto il senatore Antonio De Poli. Dobbiamo fare di tutto per formare un governo. Sondaggio anche per il consigliere regionale PDL Leonardo Padrine, che ha raccolto le opinioni di oltre 1000 visitatori del suo sito, il 54% dei quali sarebbe favorevole a una coalizione dove il centrodestra e il centrosinistra potrebbero governare assieme, mentre l'80% chiede che si cambi la legge elettorale prima di tornare alle urne. Significa che le persone vogliono delle certezze per la soluzione dei problemi e vorrebbero un sistema elettorale diverso da quello attuale, un sistema elettorale che definisca chi ha la responsabilità del governo e chi invece perdute le elezioni fa la minoranza, fa l'opposizione cercando di convincere i cittadini la volta successiva.